Allora, buonasera a tutti, questa è la prima conferenza stampa della stagione 2021-2022, parecchie novità che abbiamo realizzato durante questo periodo particolarmente difficile. Siccome abbiamo tante novità, la prima ovviamente non la più importante, ma senza nulla è una battuta. La prima è abbiamo dopo 3 anni cambiato perché per motivi personali e familiari ha deciso di non esserci ancora quest'anno con noi il responsabile della comunicazione Luca Traverso, al quale va un nostro sentito ringraziamento. Al suo posto è arrivato Riccardo Bonvicini e quindi lui terrà i rapporti naturalmente con i media e tutto quello che ne consegue. Quindi senza perdere tempo passo direttamente la parola a lui che farà... Sì, no, niente, semplicemente buonasera a tutti, intanto mi presento, giustamente direi, sono Riccardo Bonvicini, ho 26 anni e sono una moto di Vivenza. Sono un po' di anni che collaboro con Portale Tuttocampo, sono responsabile per la Regione Veneto, sono chiaramente contento di essere qua, è un incarico molto importante, arrivo in una società storica del territorio. Mi accompagno anch'io a ringraziamento a Luca Traverso, con il quale ho collaborato negli ultimi anni e dovrebbe arrivare qua a momenti, insomma, quando arriverà lo faremo in modo di... Eccolo qua, e giustamente è arrivato. Ciao a tutti. Ciao. Contento che sei qua per fare in modo di questo passaggio di consegnarlo fisicamente. Si fa la campanellina, no? Al Parlamento, se non sbaglio, è virtuale. Quindi adesso ascoltate questo signore qua. Niente, grazie mille Crepi. Io direi di partire subito, andiamo, ci sono tante novità questa sera, lei la parola subito il nostro presidente Andrea Bertolini, partiamo da un po' il punto, arriviamo da dei mesi difficili, siamo in un anno e mezzo è stato molto duro a far calcio, noi però siamo qua e ripartiamo ancora per la stagione 21-22 con tanta voglia di fare. Intanto buonasera a tutti, grazie mille che siete accorsi così. Allora, la prima novità è Riccardo, è stato presentato. A breve presenteremo 6 nuovi giocatori per la nostra società, il Mister, che è stato il primo tassello per costruire la nuova squadra. E altre novità riguarderanno il settore giovanile, ma ne parleremo magari diffusamente quando presenteremo la squadra in municipio. E niente, io vi posso soltanto confermare che le ultime 2 stagioni sono state 2 stagioni molto tribolate, parola che si usava una volta, e dove vi ricordo che nella conclusione della prima stagione eravamo secondi un punto con 8 partite che mancavano e non è successo niente, e mentre nell'ultima stagione abbiamo cominciato malissimo le prime 5 partite e poi siamo state una delle poche squadre ad aderire al mini torneo. E ho fatto questo inciso per ricordarvi che adesso tutte le nostre agguerrite avversarie, soprattutto 3, non hanno partecipato al mini torneo. E quindi credo che gli investimenti notevoli che hanno fatto e che si vedono, almeno da quello che sto leggendo, sono dovuti anche al fatto che non hanno permesso ai loro giocatori di partecipare al mini torneo al quale noi abbiamo partecipato invece. Giusto per essere un po' chiari, i giocatori credo che li presenterai tu poi. Insieme agli editori. Benissimo, li presenterai Emanuele, che Emanuele Nonis è una colonna portante del Portogallo Calcio. C'è una new entry che è l'intero staff con l'esclusione del preparatore dei portieri, quindi poi Emanuele presenterà anche
lo staff. Altre cose da dire, niente, ringrazio nuovamente Luca e mi mancheranno sicuramente i suoi commenti dentro allo stadio quando segneremo parecchi gol quest'anno, perché il mister ci ha fatto portare a casa dei bomber di un certo peso, credo che segneremo molto spesso e quindi mi mancherà il tuo tono di voce e cercheremo di sostituirlo degnamente. Ringrazio il vicepresidente che è sempre al nostro fianco, signor Conosciuto, ringrazio il consigliere Moras, ringrazio tutti i volontari che ci danno una mano e arrivederci presto e vi ringrazio voi che siete sempre buoni con noi. Bene, io darei la parola a Mister Mauro Conte, perché non si arriva da 2 anni alla Piterzina, ha vinto l'Unione il canale di promozione, poi quest'anno come tutti sappiamo il canale interrotto, la Piterzina ha bloccato l'attività, adesso riparte qui da noi. Mister, se vuoi dire 2 parole, presentate. Intanto buonasera a tutti, sono molto contento di avere questa occasione, molto importante per me. E sono anche contento di come stiamo lavorando, perché abbiamo costruito una squadra magari non con dei nomi altisonanti, però con persone adatte agli obiettivi che ci sono qui nella piazza di Portogruaro, e quindi sono contento del lavoro che abbiamo svolto fino adesso e non vedo l'ora di cominciare e di vedere e di essere consapevole di aver sbagliato un po'. Questa è mi auguro di fare tanti gol, Presidente, però mi auguro di prenderne di meno, quindi io sono più, intanto non lo prendiamo che c'è un punto e poi ne basta uno ancora farne tanti. A parte gli scherzi, credo che abbiamo costruito una squadra solida, una squadra di ragazzi che sanno quello che serve per ottenere dei risultati, una squadra di gente seria. Purtroppo nel calcio una vince e non è mai facile, deve essere un insieme di tante cose, però noi proveremo a metterle insieme tutte e a dar battaglia a tutte quelle società che si stanno attrezzando in maniera basta, non ho altro da... Siamo Mister Conte, lo staff tecnico sarà composto dall'accompagnatore Roberto Gerolin, il team manager Alessandro Anese, e il new entry, fisioterapista Gaetano Catalano e il preparatore atletico Gianluca Mononte. Sono qui presenti, insomma, Mister, io poi voi conoscete. Grazie, buonasera a tutti, la parola, e grazie per la presenza qui come socio alle parole del Presidente. Questa serata è per presentare comunque, come hai permesso, lo staff tecnico e quest'anno, tranne Bertoni che ha problemi lavorativi ma che dovrebbe arrivare, il preparatore dei portieri, abbiamo inserito la figura nuova di Gianluca Molon che arriva dall'esperienza della Liventina, come in passato al Salonà, come in veste di preparatore atletico, e Gaetano Catalano che lui ha dei problemi di orari di lavoro ma che sarà il nuovo fisioterapista, seguirà tutta l'area medica della società. Alessandro Anne del nostro team manager che è già con noi, e ci sarà il coordinatore ufficiale il nostro Roberto Gerolì che è qua con noi. Questo è lo staff che seguirà a braccetto il nostro Mister Conte. Io volevo ringraziare di aver accettato questo incarico al nuovo mister, volevo fargli un bocca al lupo, un benvenuto da parte mia. In questo mese stiamo lavorando a braccetto in maniera molto coesa e molto, devo dire, con un'unità di intenti che sembra che ci conosciamo da anni. Esatto. Questo è, lo vediamo, però per adesso vanno bene. Abbiamo scelto, non so se avete domande da fare, un allenatore che conosce molto bene la categoria, che per sua fortuna, speriamo che da noi, l'ha vinta per parecchi anni, un allenatore con le idee chiare, e lui ha premesso una cosa: abbiamo fatto una squadra, abbiamo costruito un vestito perfetto per il suo modo di giocare, per il suo credo. Abbiamo fatto degli inserimenti mirati su dei ruoli dove secondo noi avevamo bisogno di essere rinforzati, con dei giocatori altrettanto importanti e non da meno altrettanto vincenti, che purtroppo
poi a vincere, aiuta a vincere, la mentalità vincente è importante. Quindi dopo vi presenteremo uno a uno, quello che mi sento di dire è che gli investimenti gli altri li stanno facendo importanti, ma noi li facciamo mirati e lo stesso importanti. Quindi vedremo cara la pelle anche quest'anno. Io direi di procedere con la presentazione e poi dopo tutte le domande dei colleghi. Qualche giocatore si è in ritardo per problemi di autostrada e quant'altro, però... Intanto comunque li nominiamo. Ecco, allora, presentiamo i presenti. Dario Cuffini, classe 92, arriva dall'esperienza della Lia Piave, è stato uno di quei giocatori che ha fatto il mini torneo delle 9 partite con l'Arcella, quindi è un giocatore del territorio, è un difensore centrale, è un uomo importante che andrà a rinforzare la difesa del Portogruaro Calcio nel prossimo anno. Quindi benvenuto a Dario Cuffini. Grazie. Secondo acquisto è Alex Alcantara, 96, attaccante, giocatore eclettico per mister Conte, giocatore molto rapido, un giocatore importante, ha fatto nella sua carriera Serie D a Tamai, ha giocato a Fontana Fredda, quest'anno ha deciso di venire da noi. Quindi anche ad Alex diamo un benvenuto e un buon aiuto. Il terzo è Franzin, classe 88, anche lui arriva dalla Pintergina, è stato uno di quei giocatori che non ha fatto il mini torneo ma è sempre allenato, è sempre stato in forma, anche lui è un difensore centrale, ha fatto esperienza a Cordenons, Liventina, lì a Piave, Liventina, ha fatto anche serie di Liventina se non vado errato. E anche lui è un uomo, è un difensore centrale, sinistro, piede sinistro, quindi anche a lui il nostro benvenuto e il gruppo. Dei presenti, uno degli ultimi acquisti, ma non l'ultimo, arriva da Chions, ex settore giovanile, ex Venezia, Primavera, 2000, centrocampista, Diego Basso, è stato uno degli acquisti che abbiamo fatto nelle ultime ore. Si vuole rapido, ti vedo, è un centrocampista, quindi va a rinforzare la, chiamiamola così, la batteria dei fuori quota, è un 2000, un centrocampista, una mezzala di piede destro, viene da 2 anni di Chions, da Chions arrivava dalla Primavera 2 del Venezia. Non ci sono, ma vado avanti con le presentazioni, poi magari faremo le foto di rito. Federico Del Pin, classe 91, centrocampista centrale, un uomo così, anche lui vincente di fiducia del mister, arriva dalla Pintergina, ex Cordenons, ex Lia Piave, giocatore che calca i campi di eccellenza veri del Friulano da tanti anni, centrocampista centrale in quantità e qualità. L'ultimo è Marco Facca, classe 95, un giocatore che è già stato da noi nel primo anno di eccellenza, è andato a fare un'esperienza alla Lia Piave prima del lockdown e quest'anno aveva iniziato il campionato a Oderzo. Marco è un giocatore che noi conosciamo bene perché ha già fatto 15 partite da noi, ha fatto anche qualche, mi sembra 1 o 2 gol se non vado errato. È un attaccante esterno, una punta esterno, una seconda punta, un giocatore che viene dalla Chions, con esperienze Porcia, con esperienza Friuli, Serie D, ed era con il mister all'Oderzo, alla Pintergina. Questi sono gli acquisti che stasera volevamo presentare. Questi sono, chiaramente adesso spazio a... Allora inizio io con 2 domande. Una forse mi è sfuggito, ma non ho capito se è confermato come allenatore in seconda quello che avevamo l'anno scorso o se c'è un nuovo allenatore in seconda. Non c'è l'allenatore in seconda. Non c'è un... E poi, siccome io non me li ricordo i nomi, però avendo un po' letto il suo curriculum, lei ha l'abitudine di portarsi dietro 2 o 3 giocatori dove va a spostamenti. Fanno parte anche questo giro? Sì, diciamo che soprattutto in questa situazione qua, dove non c'è tempo di costruire un qualcosa, ma si cerca un risultato il prima possibile. Io ho dei giocatori che hanno vinto con me negli ultimi 5 anni 3 campionati e che quindi sanno
sanno perfettamente quello che chiedo e quello che voglio. Diciamo che ho una fiducia in questi ragazzi qua che mi possono dare una mano a inserire tutti gli altri in un contesto che possa portarci a fare dei risultati. C'ho un vantaggio perché si conosce già, insomma. Sì, quella è, oltre alle qualità che hanno, che sono importanti, anche il fatto di lavorarci insieme da anni aiuta a trovare gli automatismi delle cose che per chi è nuovo magari ci vuole un po' di tempo. Aggiungerei, non solo, ci sono le sue indicazioni, ma questa è una campagna acquisti totalmente indicata, c'è una fortissima sua impronta assieme al direttore sportivo. Vuol dire che mi aumentano le responsabilità, ma non mi fa paura. No, volevo arrivare un po' a questo, no, però voglio dire, c'è una sua impronta enorme su questa campagna. Io ringrazio la società che mi dimostra in questo modo di avere una gran fiducia e farò di tutto per ripagare questa fiducia che mi è stata data, ma appunto per questo ho preso, sempre concordando con il direttore sportivo, le scelte dei giocatori di cui ho una conoscenza e una fiducia particolare. Queste piazze qui, che sono piazze importanti e anche chiaramente con una passione diversa da altre piazze, è importante avere un gruppo di giocatori fidato e che sa quello che vuoi per loro. Ecco, tra questi nuovi e quelli confermati, vecchi e giovani, tra vecchi e giovani cosa abbiamo? 14 confermati circa? 12 giovani, 12 vecchi, sì. Tra questo e questo, se arriva un organico improntato a fare quel tipo di calcio, quel tipo di modo magari... Io in questi anni sto adottando il 3-5-2, ho preso tutti i giocatori funzionali a questo modo di giocare e diciamo che ci siamo un po' adattati anche a quello che avevamo, ai fuori quota di qualità che avevamo già qui, quindi cercando di creare una squadra che fosse equilibrata sfruttando i giocatori che già avevamo e quindi adotteremo quel sistema di gioco lì. È chiaro che dopo, durante l'anno, capiterà qualche partita che cambierà, però l'impronta è quella. Va bene, grazie. Dopo volevo sconfinare un attimo su un discorso più generale, sì. Eccellenza a quante squadre? Se ufficiale quante squadre ce l'abbiamo? Tutta regione ha 14, un campionato corto, anche questo significa impostare una preparazione e una visione del campionato abbastanza diversa rispetto, non dico a quest'ultimo che era ancora più corto, ma lasciamolo stare, è anche partito tardi e sappiamo che si parte, che data abbiamo? Di settembre? Non è nulla di ufficiale. Non c'è nulla di ufficiale. Sembra il 12, 19. E voi quando vi mettete a lavorare? 2 agosto. Il 2 agosto. Il 2 agosto sarete qui. Partiamo in preparazione il 2 agosto e poi facciamo 4 giorni di tiro Tarvisio, la consueta ritiro montana che facciamo quasi ogni anno, l'anno scorso l'abbiamo fatto per il problema di Covid e poi la preparazione. 4 giorni di Tarvisio sapete le date? 6, 7, 8 e 9 agosto. 6, 7, 8, 9 Tarvisio. Poi la preparazione è fatta giornaliera tutti i giorni, quando provare. Sì, vi allenerete sul campo, fate il Bruaro. È ancora in fase di definizione, non credo che o Bruaro o anche chi è. L'anno scorso abbiamo fatto il mese di agosto. Capisco. Mister, da chi mi ha preceduto capisco che non c'è un allenatore in seconda, è una scelta abbastanza a livello di eccellenza, abbastanza inconsueta, non una persona si dire modo di se stesso, voglio dire del... No, io non è che temo i confronti con un'altra persona, ci mancherebbe altro. Diciamo che in questo momento, negli anni anche passati, non ho mai avuto allenatore in seconda, ho sempre lavorato in questa maniera qua. Di solito il preparatore fa un po' il lavoro di panchina, ma senza andare a toccare ambiti calcistici. Capisco. Se ripeti per cortesia i nomi dei nuovi del staff del mister, il preparatore atletico, ma dopo abbiamo C'è anche una data per la presentazione in municipio? No.
purtroppo i contagi stanno salendo e quindi aspettiamo almeno un'altra settimana, vediamo se riusciamo a fare l'ultima riunione. Bene, ci sono altre domande? Questo così? Gli arrivi sono questi definitivi, poi si sa che ci sono sempre delle cose che arrivano con la figlia, che hanno segretari gli organici, quindi c'è una porta aperta per le famiglie. Ci sono porte aperte, Sì. ci sono ancora una barra due pedine. Uno da voi giocatori ancora Ci stiamo prendendo del tempo per fare solo delle valutazioni attente. ma giovane o vecchi? Ma stavo cercando due figure, molto probabilmente sarà un vecchio, nuovo e grande. Poi ancora da sedere. La lista completa la presenteremo alla presentazione, ci sono gli under nostri 2002 aggregati alla prima scuola. Ma comunque sia il mister che l'UNL sanno benissimo che non faremo più una rosa di 28 giocatori. No. È un altro quindi si arriverà ad una formulazione di una rosa, anche se poi qui c'è il discorso degli juniores che vanno e vengono, no? Dentro la rosa, per cui Quest'anno c'è una novità, non so se lo sapete, la nostra riunione è stata ripescata negli elite ufficialmente. anche questa Quindi per questo motivo stiamo cercando, anzi stiamo già lavorando per una costruzione di una juniores di un certo livello, con delle figure di un certo livello che ci servono quando c'è necessità di pescare una juniores e aggregare nella prima squadra in caso di infortuni o squalifiche o quant'altro, e per questo faremo una prima squadra giusta di 21 giocatori veri, in modo da non avere superi, non avere confusione, non avere tanta così malumori o comunque problematiche di rosa lunga, perché il campionato sì, non è lungo, non è corto. Facendo l'elite abbiamo inserito qualche giocatore che è di prospettiva. allenatore juniores. L'allenatore juniores è Moreno Tomasello, che già esame con noi l'anno scorso. Sì. Va bene. Grazie. Comunque credo che tra 2 o 3 settimane faremo anche un incontro per presentare il settore giovanile, perché avevamo la possibilità di essere ripescati in elite anche con i giovanissimi e abbiamo fatto una richiesta con gli allievi di passare alla regionale. Quindi Portogruaro con 2 elite e una regionale parte da Viventina, poi vicino, penso. Mi viene in mente una domanda che mi aggancio, ho fatto un accostamento, visto che parla di juniores giovani, ho sentito che il maschile giovanile va dove era prima il femminile, sulla Lovisa. Sì, tutto il settore giovanile si allenerà in via Lovisa, che è il campo storico del settore giovanile del Portogruaro. E invece andremo a giocare tra Giussago, Gruaro e Villanova. Come prima squadra? No, come il settore giovanile si allenerà in via Lovisa. Le partite le giocheranno un po' Gruaro, un po' Giussago, un po' Villanova. Volevo presentare che è arrivato in ritardo perché ha avuto dei problemi. Federico Del Pin, classe 91, ex Vitasina, quello del ragazzo che mi ha messo questo. Vivo a Vittorio Veneto, sono di Conegliano. Bene, direi che è tutto, non c'è nessuna domanda, possiamo chiudere qui questa conferenza stampa, la prima della stagione 21-22. Grazie. Grazie a tutti.